pagherò un pegno molto salato. Io ci provo. Però una premessa è d'obbligo e scusatemi, vi rubo un momento, ma devo ringraziare prima di tutti l'Accademia di San Luca che ci ospita. Il professor Moschini ha creduto in questa iniziativa. Ringrazio la struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, in particolare Luigi Valerio Sant'Andrea, scusatemi, e Anna Villari. Ringrazio Onor Caduti che mi ha accolto oramai da molto tempo e che mi ha permesso di perlustrare in parte l'archivio che insomma è molto molto appetibile e ringrazio il signor generale Iosa, il colonnello Scarpone che tanto aiuto mi ha dato, ma non posso dimenticare che la prima accoglienza mi è stata data da Maurizio Costanzo. Ringrazio Claudia Conforti che mi ha supportato, è il vero motore di questo evento. Ringrazio Anna Malone e infine, ma anche permettetemi per prima, ringrazio Renata Codello che è stata strategica, visto che stiamo parlando di arti marziali. Grazie moltissime. Chiedo scusa fin d'ora, ma per il poco tempo a disposizione darò per scontati moltissimi passaggi e non mi soffermerò sulle singole architetture che invece utilizzerò negli atti per provare a sostenere meglio questo mio pensiero. Il 19 ottobre 1938, all'inaugurazione del Sagrario di Re di Puglia, alla presenza di 50.000 reduci, Mussolini loda Ugo Cei, Giannino Castiglioni, Giovanni Greppi per il loro contributo, cito, per un'opera grandiosa, veramente romana, che educherà generazioni e generazioni. Nel novembre dello stesso anno, per il ventennale della vittoria, Mussolini sprona gli italiani a visitare il territorio del Piave e del Carso, dove, cito ancora, essi vi troveranno in primo luogo i monumenti che noi abbiamo dedicato alla memoria dei nostri caduti, monumenti che hanno un'architettura gigantesca. Le gloriose madri dei nostri eroi potranno vedere i nomi dei loro caduti, dei loro cari, in un metallo che sfiderà i secoli. Per inciso, se si fosse trovato il materiale occorrente, anche le lettere della parola presente sarebbero state fuse in bronzo Xantal. La parola, peraltro, è stata inserita nel progetto da Ugo Cei ed è ripetuta per 8.000 volte come risposta al rituale della conclamatio di remota memoria etrusco-romana. Non mi soffermo su questa cosa, la professoressa Greco ha già fatto vedere immagini estremamente eloquenti ed erano anche anticipatorie dell'azione di Ugo Cei. Il Sagrario di Re di Puglia è una perfetta macchina ideologica, è l'espressione compiuta di un traslato capace di risemantizzare la morte, scusatemi, risemantizzare la morte quanto mai anonima, seriale, tragica di 100.000 soldati in una buona morte. Una morte, scusatemi, una vita non divelta, per intenderci, come quella fissata nei frames del film Torneranno i prati, bellissimo, commovente, di Ermanno Olmi, ma una vita donata per il bene comune e per lo Stato. Re di Puglia è uno dei tasselli di un'abile operazione giocata sulla significazione, cioè sulle relazioni che legano qualcosa di materialmente presente a qualcosa che è assente. Operazione che ha inizio anche prima della presa del potere del fascismo, ma che si compie con esso. Per esempio, all'indomani dell'armistizio si fanno scelte simboliche, anche di piccola scala, di piccola portata, come la fusione con il metallo delle artiglierie nemiche del testo del bollettino della vittoria, avvenuta, come sapete, 4 novembre 1918, firmato, come noto, da Armando Diaz.
oppure si prendono decisioni a grande scala come quella del 3 novembre 1922 con la dichiarazione di monumentalità delle aree di guerra che avevano per gli eventi bellici subito un forzato e rapido processo di una particolarissima forma di antropizzazione fatta di presidi tattici e logistici di entrambi i contendenti. È un'operazione complessa e sfaccettata, a tratti anche sfilacciata per i molti attori coinvolti, quali la curia castrense, l'associazionismo, i poteri di varia natura, che promuovono un florileggio di statue, di epigrafi, di monumenti, specie negli anni a ridosso della fine del conflitto. Abbiamo visto un repertorio vastissimo, spesso censurati per il loro richiamo al sacrificio immane e tragico invece che alla glorificazione di una nazione vittoriosa. Sto usando le parole di Margherita Sarfatti, che ricordo che per il sacello di suo figlio Roberto chiama invece Terragni, per intenderci. All'emergenza del recupero delle salme 1920-1926, l'abbiamo sentita nelle parole di Roberto Scarpone, segue nel 27 e sino al 41 dapprima l'azione di Giovanni Faracovi e poi quella più incisiva di Ugo Cei per realizzare grandi concentramenti di salme in località di facile e breve accesso, l'abbiamo già sentito, o servite da scali ferroviari per facilitare al massimo grado i pellegrinaggi individuali e collettivi e per favorire, forse anche a titolo di risarcimento, un nuovo tipo di turismo orientato, istruito, documentato anche dalle guide specialistiche intitolate sui campi di battaglia edite dal Touring Club dal 27 al 39. I grandi concentramenti di salme, funzionalmente, hanno come fine la riduzione del numero dei cimiteri, anche per, cito un passo del decreto di legge, estendere la cerchia delle terre venete liberamente utili al fruttuoso lavoro dei campi. Soprattutto essi sono la risposta, in certa misura obbligata, alla morte di massa prodotta da una guerra che come vittime ha falciato più che singoli individui, masse di uomini, spesso anche privati dell'identità. Esistono anche eccezioni a questa decisione. Nel 1935 a Collisarco e a Casteldante di Rovereto dovevano convergere le salme di 36 cimiteri soppressi. Su richiesta prefettizia prontamente accolta da Mussolini, che seguiva attentamente tutta questa operazione per il portato strategico, il progetto è modificato con la creazione di 3 piccoli sacrari: Collisarco, Saccandido, Passoresia. Non commento, vedete qui alle mie spalle le immagini. Capisaldi disposti lungo i confini geografici difesi strenuamente per ribadire anche visivamente l'italianità del Sud Tirolo. Vi ricordo che nell'82 Passoresia è stato ovviamente uno dei sacrari colpiti da un attentato. Non ho messo le immagini perché chiaramente non fanno molto bene al cuore. Tuttavia, se il programma dei grandi concentramenti di salme è cristallino, l'architettura dei sacrari, realizzati dal 27 al 41, è assolutamente proteiforme. I motivi sono molteplici e non entro nel merito. Il principale è che l'architettura della memoria è legata a tipologie archetipe, l'arco di trionfo, la piramide, la torre, come termine visuale, il tempio, talvolta tra loro variamente ibridate, tipologie peraltro utilizzate in moltissimi sacrari risorgimentali costruiti fino ai primi anni del Novecento. Per comprendere l'eterogeneità compositiva dei sacrari basti pensare basti pensare che in una manciata di anni 1932 e 1939 sono realizzati quelli che vedete alle mie spalle. Ne cito qualcuno: la torre di Pocolla a Cortina, la torre ossario di Montello, l'abbiamo visto, l'arco quadrifronte di Asiago, ma anche i sacrari, quelli più noti, quelli più affascinanti di Castiglioni, che sono a Colle Sarco
Marco a Bezzecca, Caporetto, Re di Puglia, Cimagrappa, Passoresia, San Candido che abbiamo appena visto. L'idea è quella di concepire sacrari che non fossero solo simboli in sé, ma la cornice di un simbolo, perché il simbolo diventa anche la massa che lo occupa nelle grandi occasioni rituali. Quelli della nuova religione laica, basata sul culto pagano della nazione, di Roma antica, del partito, dello Stato, del capo, del duce, il novello imperatore. Una religione con i suoi riti, i suoi dogmi, i suoi simboli. Dunque, per tornare all'assunto di questa mia comunicazione, la massa dei vivi per il fascismo è assimilabile a un insieme mobile, dinamico, che esprime con la sua forma che gli imprime la pedagogia totalitaria, la legittimazione del potere. Su questo tema, ricordo, sono ancora insuperate le pagine di Emilio Gentile. È una massa che si muove lungo un percorso preordinato che si snoda tangente alla parete ossario a colombario di memoria romana, ascende lungo la scalinata, incontra la cappella votiva, varca la via sacra, tra prismi che annotano le battaglie più importanti, sosta per osservare il paesaggio teatro di guerra, giunge a una meta che ancora una volta lo orienta nel tempo e nello spazio come con presidi didascalici. L'ammassamento dei loculi si rivela una soluzione formidabile sia per l'economia di gestione sia per la garanzia dell'individualità, laddove chiaramente è possibile. E quando l'identità è persa, i resti sono raccolti, riuniti, senza, cito, trasformare gli uomini in aride cifre, ma considerando essi soprattutto il rapporto alla loro funzione di Stato, per usare le parole di Mussolini. Il messaggio ha evidenti analogie con le metafore devote del culto cattolico, quelle che vogliono le basiliche cristiane edificate sopra fondamenta apostolorum e profetarum, cioè sui resti mortali di quei gloriosi martiri che in vita furono pietre dell'edificio spirituale della Chiesa. I martiri della Grande Guerra sono dunque fondativi per lo Stato e nei muri a scarpa, a portaloculi, a blocchi, a spacco di cava oppure nell'apparecchio isodomo delle lastre bronzee di Re di Puglia, questa immagine è fissata in perpetuo. Ecco, è importante riflettere su questo specifico aspetto. Nella maggior parte dei sacrari, con grande abilità sono stati sfruttati i simboli, i costrutti, i riti del cattolicesimo sedimentati e collaudati nei secoli, opportunamente trasletterati, mi si passi il termine, per essere funzionali alle nuove tipologie secolari di un'Italia militarizzata, guerriera, fascista. Basti pensare alla derivazione, come abbiamo già sentito, della via eroica dalla via Crucis oppure dall'utilizzo delle aree altare. Tuttavia, poiché si tratta di gestire il dolore emotivo del lutto, strategicamente i simboli e i riti del cattolicesimo non sono espulsi dai sacrari, ma talvolta essi sono l'epicentro o uno dei fulcri compositivi. È immediato il rimando al sacello di Monte Cimone che custodisce 1200 caduti, realizzato tra il 27 e il 29. Si tratta di un'autentica confessio, simile a quella delle basiliche, ricavata nel cratere prodotto da 14 tonnellate di esplosivo, fatto brillare all'alba di un giorno che non ho annotato perché il dolore che provavo in quel momento era notevole, dall'esercito austro-ungarico che aveva annientato un'intera brigata. Confessione segnalata a scala territoriale da un arco quadrifonte coronato da una svettante guglia. Ma nodale nella decisione delle grandi concentrazioni di salme è l'idea stessa della sepoltura individuale e collettiva. Per meglio intendere, il cimitero degli Inviti della Terza Armata Re di Puglia è esemplare. Esso era stato inaugurato, come sapete meglio di me, il 24 maggio del 23, alla presenza del Re,
di Gabriele D'Annunzio e di Mussolini, che si era appena insediato come capo del governo. Lungo le pendici del Monte Sant'Elia, su 7 balze concentriche, erano stati seppelliti 30.000 caduti, di cui 5.000 noti. La peculiarità del cimitero, con la presenza di oggetti di uso quotidiano del soldato, di abbigliamento marziale, di strumenti e di attrezzature per il combattimento, armi e filo spinato, era piuttosto diffuso nelle immagini che giravano al tempo. Si trattava di oggetti che evocavano la durezza della guerra di posizione, i lunghi inverni, l'angustia delle trincee. Lo stesso opuscolo illustrativo venduto appunto al Re di Puglia ai piedi del cimitero degli Invitti recitava: qui non viali coperti di ghiaia, non alberi, non fiori, non verde né ombra, ma l'aspetto sassoso e brullo del Carso, con sterpi e ciuffi d'erba scolorata e qualche rado arbusto dai fiorellini pallidi, come quelli che, nelle assolate pietraie, furono l'ultima visione dei morenti. Dunque si trattava di sepolture che, invece di celebrare e rappresentare, erano un passo indietro, consentendo al pellegrino un'elaborazione individuale e originale della memoria. Sepolture che evidentemente non erano impositive, non erano rassicuranti, ma erano anzi interrogative ed inquietavano. Generavano dolore, cordoglio, pietà. E se avevano un difetto di monumentalità, pur nella loro grandezza, lo sviluppo di tutto il cimitero era di oltre 22 chilometri, cioè dell'assenza di prerogative generalmente attribuite ai monumenti come unicità, staticità, ieraticità, persistenza, ipertrofia dimensionale, simmetria, centralità, retorica, indifferenza al luogo, eloquenza. Un cimitero, mi si passi la definizione, disordinato, didatticamente inefficace, perché non incitava gli uomini a combattere nuove guerre per lo Stato. Diversamente, sull'altura di fronte, sul colle Sebusi, quando Ugo Cei decide, tra le molte difficoltà, non ultime quella della resistenza delle famiglie dei caduti e della famiglia del Duca d'Aosta, il nuovo sacrario di Re di Puglia, che risponde a tutte le prerogative che vi ho appena accennato, vale a dire l'unicità, la staticità, la ieraticità, la persistenza, l'ipertrofia dimensionale, la simmetria, la centralità, la retorica, l'indifferenza al luogo, l'eloquenza. Anche gerarchia, se vi si riconosce l'esercito schierato con i suoi comandanti. So che il professor Vassallo su questa cosa non sarà d'accordo, ma io vedo nelle scale laterali di Re di Puglia gli andamenti zigzaganti delle trincee, quelle stesse trincee saltate da Mussolini dalle colonne del popolo. Siamo ancora Popolo d'Italia, scusatemi, siamo ancora al 15 dicembre del 1917, con il conio della parola macedonia trincerocrazia, cioè l'aristocrazia della trincea, quella dei soldati, quelli fortunati scampati all'eccidio, alla carneficina, capaci, a guerra finita, di combattere una rivoluzione politica, sociale e antropologica. Non vado oltre e concludo che in questa ottica Re di Puglia e i sacrari hanno un chiaro significato denotativo e sono carichi di valore connotativo. A livello referenziale essi custodiscono le salme degli eroi decaduti, degli eroi destinati all'immortalità. Più complesso a livello emotivo è il gioco delle sue connotazioni. Il sacrario è realizzato con centinaia di migliaia di blocchi / loculi sui quali poggia la costruzione della nazione, meglio dello Stato, come ieri sottolineava il professor Dalcò. È in pietra questo sacrario, anzi i sacrari, che rimandano alla grandezza della Roma antica. In essi si legge l'impegno e la tenacia dei lavoratori, la sapienza delle antiche tradizioni corporative.
Un tale coacervo emotivo non fu attivato solo durante la loro realizzazione, ma venne prolungato con l'assunzione della loro immagine a soggetto di ulteriori messaggi di propaganda del regime, primi tra tutti i cinegiornali luce con le inaugurazioni e con i riti commemorativi nei giorni delle grandi ricorrenze. Da messaggio divenne fonte di ulteriori rappresentazioni su cartoline, su guide, su carnet fotografici, in una vertiginosa mise en abîme di rimandi, di giochi, di specchi, di richiami confluenti tutti nella creazione di un universo ideologico, di forza e di gloria, destinato però a crollare nella tragedia del secondo conflitto mondiale. Grazie. Queste immagini evocano una dimensione che va oltre, mi sembra, la citazione o l'istanza del mondo architettonico romano. Qua mi sembra che sia una dimensione etica, epica e di carattere quasi mitologico, insomma, sono edifici che gareggiano con la vastità degli orizzonti del paesaggio e territoriali. Anna Malone è dell'Università di Cambridge, insegna al Magdalen College, a Cambridge si è laureata in storia dell'arte, ha condotto un importantissimo studio sulle strutture scultoree, plastiche, architettoniche dei cimiteri monumentali ottocenteschi italiani, uno studio che ha condotto come dottorato e che è in pubblicazione presso la casa prestigiosa editrice Ashgate, e ha contribuito in maniera determinante all'organizzazione di questo convegno. Di questo io le sono grata ed è un'amica di Tor Vergata da molto tempo. Prego.